molto bello, molto caratteristico e suggestivo, direi anche. Mi sono trovata benissimo, pur non amando i vini, è stato molto interessante, la ragazza che ci ha accompagnato ci ha spiegato bene il tutto, molto molto la consiglio di venire a vederla. Qui invece ho visto proprio una cantina, una conformità che non avrei mai pensato di vedere, così con tanto spazio, tanti tipi di vino e soprattutto che siete riusciti a crearvi voi un vino simile o anche meglio del nostro, però dandogli il vostro nome. E questa è una cosa molto importante perché avete mantenuto la vostra nazionalità, non l'avete copiato da niente. Beh, sicuramente se vengo in Moldavia la visito ancora molto volentieri, anzi la visiterò ancora più volentieri perché sarò anche messo meglio con i denti e quindi sarà sicuramente meglio. E sarà una visita di piacere oltre a quella che ho fatto adesso. Allora, la Moldavia mi era stata raccontata perché io ho tanti amici moldavi, tra l'altro che hanno lavorato con me e mi hanno sempre descritto questo paese come un paese, diciamo, povero però molto caldo, gente molto affabile, le ragazze e le donne sono molto gentili, gli uomini un po' meno perché non è che li ho notati molto, no, comunque sto scherzando, mi sono trovato molto bene, molto molto bene.